State tornando dal mare? Guardate a me, sono tutto appicciato. È successo che mi ha già appicciato e non avete voglia di cucinare. Ora vi faccio vedere una cosa, ambressa, veloce, facile e troppo saporita e speciale. Tu pigliate carta e penna, perché giovanile, queste sono le fette di pane già pronte. Ecco qua, noi le mettiamo un po' in forno. Eccole qua, mettetele in forno 170-180 gradi per una decina di minuti. Ogni tanto ci andate a dare un occhio perché si devono diventare croccantine, ok? Dopo 10 minuti, eccoli qua, belli, dorati e incroccantiti. E mo' lo faccio aprire. La prima fella di pane la faccio con pomodorini che avevo già marinato prima, aglio, olio, origano e basilico e una faccio a marinare. Troppo saporito. La seconda fella di pane la facciamo panna, prosciutto e mais, troppo saporito. Aspettate, ora vi faccio vedere tutto. Un po' di prosciuttino cotto, ecco qua, un po' di mais, ecco qua, troppo bello. Poi ci mettiamo un po' di ciliegine di mozzarella, molto bello, sistemate. Ecco qua. Generosamente e a sentimento un filo rosso, ci mettiamo pure qua. La terza fella di pane la faccio a margherita. Sua maestà, la sarzami o velluto, già sapete, o velluto di Vesuvio, questa è salsa di datterino del Vesuvio, ma voi ci potete mettere pure la pasta di pomaroli, quelli che tenete i pomarolini, come preferite, a così facite. Un po' di bocconcini di mozzarella, ci mettete sulla fella di pane che stiamo facendo tipo margherita, molto bello, contato, facete pure chiuso, che ci vanno a me, che una stipa, che stipa a fa, a casci morto, mica tieni il sacco, i soldi ce la ma mangiare, o felile ruotti pure un po' a donna Margherita, e mo ci facciamo una bella rancata di parmigiano sulla margherita e pure su questa qua con la panna. Yeah. Troppo bello. E adesso le impizziamo nel forno sempre alla stessa temperatura un'altra decina di minuti, ma raccomando ogni tanto ci danno un occhio. Panna, prosciutto e mais, assaggiamo. Margherita, donna Margherita, sua maestà, assaggiamo. Oh. Voglio, e che stia marinando, guardate la pomarola come è venuto bello croccante, guarda. A marinare e non suona. E mo buona serata e buon appetito a tutti quanti.